babà napoletano con i babà piccolini, i babbariella. Io non lo taglio questo, mi assaggio questo. Mamma mia, guardate qua. Buonissimo. Andiamola a fare insieme, dai. Oggi andremo a realizzare un'altra ricetta della tradizione napoletana, il babà. Ricetta che è stata importata, realmente in origine non era napoletana, ma noi l'abbiamo adattata e fatta nostra. Iniziamo subito per la preparazione. Io metto in planetaria la farina insieme allo zucchero e al lievito disidratato e inizio a far ossigenare questi primi ingredienti. Quando sono ben miscelati zucchero, farina e lievito, aggiungo metà delle uova. Quando mi rendo conto che la planetaria ha bisogno di altro liquido, ne aggiungo un altro. Insieme all'ultimo uovo aggiungo anche una bustina di vanillina e il sale. Aumento un po' la marcia della planetaria e faccio aggrappare l'impasto al gancio. Ci vorranno anche una decina di minuti. Guardate la lavorazione dell'impasto. Più lavorerà, più incorderà, più sarà soffice il nostro babà. Quindi andiamo di burro un pezzettino alla volta. Continuiamo ad aggiungere burro un pezzettino alla volta. Ecco qua, siamo pronti. Guardate qua l'impasto. Guardate qua che impasto, come è incordato. Metto un poco di burro sul tavolo e lo faccio cadere. Tolto l'impasto dal gancio, ci do qualche piega qui sul tavolo e lo faccio riposare in questa ciotola che ho imburrato fino al raddoppio. Ecco il nostro impasto babà pronto. Ho imburrato già lo stampo, anche degli stampini, così facciamo dei babà piccolini per la decorazione. Adesso metto l'impasto sul tavolo, così mi prelevo la parte che mi serve per i babà piccolini. Allora io mi prelevo i pezzettini piccolini così, li mozzo. E così li metto dentro, guardate. Fatti i miei babà piccolini, vado con quello grande. Io faccio semplicemente così, mi allargo un buco al centro e me lo infilo nello stampo. Eccolo qua. Alzo così e lo infilo nello stampo. Eccolo qua. E lo faccio lievitare. Lo faccio arrivare quasi al bordo. E poi dopo ce lo inforniamo. Ecco lievitato il nostro babà napoletano. Adesso lo inforniamo a 180 gradi per 30-35 minuti, anche 40, ce ne accorgiamo quando è pronto. A metà cottura mettiamo i babà piccolini, perché avranno un tempo di cottura inferiore. Ecco finalmente pronto il nostro babà e i nostri babbarielli, babà piccolini. Adesso andiamo subito alla bagna. Io ho preparato la bagna con acqua, zucchero, limone, ho fatto bollire e dopo ci ho messo il rum. Bagno, inizio a bagnare qua dentro, poi mi sposto in un contenitore largo. Zuccherello un poco, così mi aiuto a far penetrare meglio la bagna. Ecco qua. La bagna è calda, così sarà assorbita meglio. E una volta inzuppato per bene la parte di sotto, io che faccio adesso? Tolgo la bagna in eccesso e mi vado a girare il mio babà in questo modo. Guardate qua quanto è bello.
metto un attimo da parte il mio babà grande e mi dedico ai piccolini. Innanzitutto li sformo tutti quanti, li voglio bucherellare un pochettino anche questi, solo la crosta che è quella là un po' più dura, diciamo la parte di sopra. Eccoli qua, vedete come si sformano bene? Sono carini, vero? Li posso anche mettere più di uno, mi aiuto con il mestolo. Ecco qua, li bagno tutti per bene, la bagna è calda, la assorbirà subito. Ecco qua, una volta inzuppati per bene li strizziamo così, guardate quanto è carino, e li mettiamo a testa in giù, così la cupola, che è quella lì che resta sempre un pochettino più secca, non è il mio caso, si ammorbidisce ancora. Ecco qua, strizziamo e mettiamo a testa in giù. Ecco qua, aspettiamo che si raffreddino tutti, i babbarini e il babba grande, e poi andiamo alla decorazione, va bene? A dopo. Guardate che bello, come è cresciuto, si è inzuppato e si è fatto bello, grande. Adesso andiamo subito alla decorazione. Ci facciamo delle roselline così, appoggiamo sulle roselline delle fragoline fatte così, come sono carine, guardate. Mi sistemi i miei babà così al centro e poi completo con dei ciuffetti di panna per completare una fragolina centrale. Guardate qua, eccolo pronto il nostro babà napoletano con tanti babà piccolini al centro. Bello, vero? Che ci è voluto? Presto fatto!